Evidentemente conoscevano il contesto, avevano studiato nel dettaglio il colpo e sapevano esattamente come muoversi per non essere visti dalle telecamere. I malviventi che hanno preso di mira la tabaccheria del centro commerciale Friuli nella notte tra mercoledì e giovedì si sono calati dal tetto. Come esperti acrobati sono entrati da una intercapedine, si sono ricavati un varco attraverso una ventola del sistema di areazione, ma non una a caso. Hanno scelto quella che dava accesso in un punto in cui non potevano essere intercettati dalla videosorveglianza del supermercato adiacente. Da lì hanno raggiunto la tabaccheria ripulendo negli scaffali. C'era un fondo cassa di circa 3.000 euro che ovviamente è sparito. Ma il bottino si è rivelato ben più ingente a mano che passavano le ore e il gestore faceva i conti di ciò che mancava. Sono spariti quantitativi importanti di sigarette e innumerevoli gratta e vinci emessi dallo Stato e quindi che vanno regolarmente pagati dal gestore. Il danno totale stimato si aggira attorno ai 20.000 euro, pesantissimo per un'attività di questo genere. Ai carabinieri che indagano avrebbero fatto davvero comodo le immagini dei ladri immortalati dalle telecamere, che comunque saranno scandagliate per trovare magari qualche dettaglio che possa essere utile a risalire ai colpevoli.